edizione del Rally di Sardegna International Mountain Bike quest'anno. Finalmente ci risiamo perché lo scorso anno, lo sappiamo tutti, sono successe delle cose nel mondo che ci hanno un po' interrotto il nostro sport e finalmente si rinizia. E perché non riniziare con questo Rally di Sardegna International Mountain Bike che ha richiamato proprio quest'anno tanta attenzione, infatti ci sono atleti che vengono un po' da tutto il mondo. Welcome to all of you to this ninth edition of Rally di Sardegna MTB. Finally we're back, finally we came back to race, finally we are more free than the latest 2 years, and which better occasion to restart than the Rally di Sardegna MTB with a lot of bikers coming from different countries of the world. Ok, gli atleti provengono in particolare, parlando a livello mondiale, da Austria, Colombia, Lituania, Repubblica Ceca, Spagna, Italia, Portogallo, Cipro. So bikers are coming from Austria, Colombia, Lithuania, the Czech Republic, Spain, Italy, Portugal and Cyprus. Allora, presentiamo innanzitutto lo staff organizzatore, primo fra tutti quindi l'organizzatore vero e proprio, la testa di questo rally è Gian Domenico Nieto. Buongiorno a tutti, mamma mia. No, vi ringrazio di essere qui a questa non edizione, che avete creduto nella ripartenza di questo evento dopo 2 anni. Vi porto il saluto dell'amministrazione locale, del comune di Lanusei e soprattutto della regione che crede in questo progetto e crede molto nello sport all'aria aperta, con questo progetto nuovo che si chiama Sardegna Outdoor, che include diversi eventi come Sardegna Trail, il Rally di Sardegna, poi ci sarà una gara di downhill nel centro storico di Cagliari e poi un altro trail all'interno della Sardegna nel comune di Arizzo. Quindi l'assessore regionale ha creduto in questo progetto finanziando questo evento. Sapevamo che non potevamo essere tanti perché va così, siamo partiti un po' corti, però ci siamo e siamo qua per ripartire come se fosse un numero 0, per ripartire nel 2023 più forti. So Gian Domenico, thanks you all for being here, for believing in this restart of the Rally di Sardegna. He thanks you by the organization and also by the autonomous region of Sardinia that believed in this project, that believed in this Sardegna Outdoor project. It's a new project with 5 events, the Sardinia Trail last May, then a downhill race and another trail in the heart of Sardinia, and then General Argento Trail, yes. So this is a new project. We believe in this project and we are happy that the autonomous region of Sardinia and you all believe in this project like we do. Ecco, se posso aggiungere una cosa, Gian Domenico Nieto, in particolare la Regione Sardegna si sta muovendo tramite l'assessorato al turismo e allo sport, si sta muovendo perché la Sardegna diventi in realtà un luogo di allenamenti, quindi allungare la stagione turistica non solo quindi d'estate, ma anche avere ospiti in tutte le stagioni e fare sì che lo sport sia un buon veicolo per la promozione turistica. Sì, io mi auguro che possa succedere, questo sta già succedendo col motocross. Nei mesi invernali, gennaio e febbraio, tutti i team del mondo vengono ad allenarsi qua, perché poi ci sono 2 prove degli assoluti d'Italia di motocross e il campionato del mondo. Questo mi piacerebbe che potesse succedere anche con la mountain bike, cioè pian piano poter ospitare, portare le squadre di mountain bike in Sardegna ad allenarsi nei mesi invernali. Inoltre vorrei ringraziare gli sponsor, Aio Abbigliamento, la Desbar, la Smeraldina,
berrette dell'acqua smeraldina in appositi brick ecologici, questi qua. E inoltre il Corriere dello Sport, che è media partner dell'evento, e la società One Challenge. A questo punto vi auguro buon divertimento, mi raccomando state molto attenti, il percorso è aperto al traffico, c'è poco traffico, però potete trovare camion con bestiame, animali, potete trovare trattori, quindi molta attenzione, rispetto dell'ambiente, non buttate carte, cose varie, perché intanto noi ripassiamo, però ricordate che potete avere delle penalità se succede qualcosa del genere. Grazie ancora, divertitevi, l'importante è, se capita qualcosa, cercate di aiutarvi anche tra di voi, insomma. È una gara, ma è anche un ride, è un concetto diverso dalla gara classica di mountain bike, è anche una scoperta del territorio. Grazie ancora. Perfetto, allora continuiamo a parlare dell'organizzazione di questa gara, raccontando chi sono anche gli altri membri di questa appunto organizzazione. L'organizzatore Wild Trek di Fabrizio Ghiani. We talk about the other members of the organization, and the organizer is Wild Trek of Fabrizio Ghiani. Direttore di gara Cristian Mastino. Race director Cristian Mastino. Responsabile del percorso Corrado De Iana, lo vedrete con la moto in questi giorni. Yeah, you will see him on motorbike in these days, the course manager Corrado De Iana. Se posso aggiungere quell'uomo alto con la maglietta bianca di fondo. Really tall man with the white shirt. Tallest man on earth. In tutto il suo splendore. Our course manager. Thanks, Corrado. Tracciatore del percorso Leonardo Fancello. He's the course tracker Leonardo Fancello. Responsabile organizzativo Andrea Culeddu. OC manager Andrea Culeddu. E poi ci parlerà anche di altre He will cose. explain a lot of details. Responsabile medico Stefano Pazzano. Medical rescue manager Stefano Pazzano. Addetto alla giuria Fabrizio Ghiani. Jury account Fabrizio Ghiani. Direttore organizzazione fuoristrada Cristian Mastino. Off-road organization director Cristian Mastino. Poi c'è lo staff con Maurizio Lacapria e Maurizio Palazzari. Maurizio Staff, Maurizio Lacapria e Maurizio Palazzari. You're right. Allora, la logistica. If you want to enter our staff, your name has to be Maurizio. Yes. La logistica, Luca De Filippo, Silvana Cabras, Pierluigi Largiu, Alberto Casti, Enrico Pavanetto, Andrea Vacca. L'ufficio... sì, scusa. These were the women and men of the logistics. L'ufficio stampa, Sergio Loi e Antonio Palumbo. Press office, Sergio Loi and Antonio Palumbo. La speaker, Roberta Carta, our speaker. responsabile dei social media Riccardo Brogi. Our social media manager Riccardo Brogi. Responsabile immagini e video Andrea Anglani and Company. Our video crew Andrea Anglani and Company. Ed il fotografo Mario Pierguidi. Mario Pierguidi, our photographer. L'organizzazione è qua, quest'anno purtroppo non è presente un caro amico del Rally di Sardegna che si chiama Franco Pippino, che è con noi dal 2008 perché ha avuto un problema diciamo fisico e quindi non è qui con noi, e ci tenevo a ricordarlo, a ricordare che lui è quello che ci ha animato e ci continua a animare in questa manifestazione. E ricordato in cardiologia. Allora, partiamo dal numero 41 della MBO Bike Club di Brescia, Marco Vettore. Welcome to Italy. Allora, col numero 40 viene da Bosa
Per la ASD Cicli Fatato viene da Montefalco Paolo Tiburzi. Alzano un pochino, così. Pettorale numero 37, sempre un atleta della MBO Bike Club, viene da Brescia, Claudio Signoroni. È bello, È uno dei più belli che abbiamo. Pettorale numero 35 per il team Marchisio Bici, viene da Monbasiglio, provincia di Cuneo, Marco Sciarra. Questo atleta ha un cognome famoso in Sardegna per il formaggio. Gruppo ciclistico MG, e non è neanche un ragazzino, Antonio Potta. Viene dall'Austria, Nora Racing Team, Dominique Wicira. Anche questa atleta è innamoratissima della Sardegna, ha un sacco di motivi per amare la Sardegna. L'abbiamo avuta nell'ultima edizione della Rallye di Sardegna Mountain Bike nel 2019, categoria femminile, New Bike 2008, Beatrice Mistretta. Ah, è cambiata, ok. Niente di quello un po' più... Con il pettorale numero 30, MBO Bike Club, viene da Brescia, Simone Massertotti. E adesso abbiamo un presidente di squadra, con il numero 29, sempre MBO Bike Club, presidente Cesare Maffoni. Ma c'è dentro, devi andare più indietro, Cesare. Adesso un atleta con il pettorale numero 28, viene dalla Spagna, Ruben Lopez Cueto. Non so se lo leggo bene. Non è un volto nuovo per il Rally di Sardegna International Mountain Bike. Esatto, da Siriscola. Torniamo in Sardegna, ASD IO Argent Team, Antonello Chisu. Che poi dicono che i sardi sono piccolini, guardate lei, lui, abbiamo già capito tutto. Quindi la società pedale siniscolese. Pettorale numero 26 viene da Sassari, IO Argent Team, non so se è giusta, Antonio Faelda Ferdinando. Pettorale numero 25 viene dalla Repubblica Ceca, Ales Erler. Torniamo ancora in Sardegna, viene da Sennori, col numero 24, Giuseppe Luigi Cuccali. Mi piace il nome di questa squadra, Full Gas. Full Gas, sempre. Questo non aveva bisogno di traduzioni. Allora, col pettorale numero 23, Gianfranco Contetu.
E rimaniamo sempre in Sardegna, da Siniscola col pettorale numero 22, Roberto Cau. Questa atleta viene da Cantù, in provincia di Como, per il team Space Bike Riccardo Brenna. E andiamo a 90 Vicentina col pettorale numero 20 Sandro Buongiorno. Che è qui anche in funzione di giornalista. Solo bike. Torniamo alle donne, viene anche lei da Cantù, team Space Bike, Ilaria Balzarotti. Ho tolto il secondo nome. Allora, un attimo il microfono. Sì. No, aspetta, fa prima la foto. Ok. Il video. Allora, andiamo avanti, viene da Sassari, un volto molto nuovo, molto noto nell'ambiente della mountain bike regionale, con il pettorale numero 18, Paolo Baduena. Fotografie, poi video. Viene sempre presa poco da quella zona lì, viene da Porto Torres, del nord Sardegna, col numero 17 Emanuele Ascione. Per il team RDR viene da San Giorgio Canavese col numero 16 Silvio Merlo. Vi ho graziato, ma ci sono anche le date di nascita, io non le ho dette, non l'ho detta di nessuno. Andiamo di nuovo in provincia di Torino. Sì, si torna in Piemonte, Gassino, team RDR, Piero Vigilio. Mi sembra già molto agitato, chissà domani lui è agitatissimo. Allora, altro atleta del team RDR, Cristiano Borgo, da Dini, Leini, provincia di Torino. Eccolo. Pettorale numero 12, questo è famoso perché c'è in tutti i film, viene da Pinerolo, Eros Bessone. Era il film di 2 carabinieri. Anche il film di Fantozzi del ciclismo. Andiamo a Pinerolo in bicicletta. Sì, viene da Cressane, in provincia di Aosta, Martina Stirano, che è già preoccupatissima. E da stamattina che mi dice: ma perché mi avete chiamata qui? Ma perché? Why? Facciamo vincere. Andiamo col numero 9. Lecce. Gradita sorpresa al Rally di Sardegna International Mountain Bike, Costanza Fasolis. Andiamo al 7, team RDR. Viene da Biasco, provincia di Cuneo, Silvano Brugiafreddo. 20 anni.
anche siamo in Lituania, come la mia amica Sosna. Team TNT Iceva Vecchiute. Adesso vi chiediamo se lo Allora, per il team DMT viene da Cipro Andreas Miltiadis. Col pettorale numero 1, campione nazionale di Colombia nel 2011, nel 2014, secondo al UCI MTB Marathon World Championships il 2 ottobre del 2021 per l'esattezza, a Capo Liveri